APVF, l'Associazione Produttori Ortofrutticoli Veneto-Friulani, è una delle realtà del settore più autorevoli a livello nazionale. Circa 3.000 produttori agricoli costituiscono il cuore pulsante di APVF, che confeziona e commercializza le loro produzioni. Si tratta di vere eccellenze dell'ortofrutta, alcune delle quali a marchio IGP, che trovano spazio nei mercati tradizionali di casa nostra, ma anche in Europa e fuori dai suoi confini. Oggi APVF continua ad investire sulla qualità per garantire a clienti e consumatori prodotti certificati e garantiti, guardando al futuro con positività. Si guarda il futuro con positività perché c'è una base sociale molto coesa, molto vicina all'azienda. Stiamo investendo molto in macchine, in impianti e il nostro obiettivo è quello di ridurre la filiera tra il produttore e il consumatore, e quindi noi andremo sempre più vicino al consumatore finale con un prodotto finito. Lo stesso presidente Rossi conferma la volontà dell'Associazione di Produttori Veneto-Friulana, che ha la sua sede principale a San Polo di Piave, di guardare al mercato quindi con la volontà di costruire una filiera corta. Raccolta diretta, si lavora qui in confezioni da 4, 6, 8, dipende, cassettine da 1 kg, 2 kg e si manda subito in distribuzione. E questa è una garanzia di prodotto fresco, di qualità e genuinità. Dal campo alla tavola con prodotti tipici nostri. Abbiamo cambiato strategia, non si va più alla grande distribuzione attraverso un'azienda di servizi, ma si va in diretta attraverso i produttori. I produttori fanno della differenza e il territorio ci aiuta molto per questa differenza. APVF quindi resta legata alla propria missione, che vede in cima alla lista delle priorità la soddisfazione dei suoi soci produttori e dei consumatori finali. La sfida e la vittoria passa attraverso un prodotto e un territorio. Noi abbiamo dei prodotti IGP, dei prodotti meravigliosi. È importante che i consumatori acquistino i prodotti di stagione e questa è una garanzia. Rientriamo in questo studio ideale, vi stiamo parlando di questo progetto La carne di casa tua, bontà e qualità, e vogliamo aggiungere qualcosa di interessante grazie ai contributi dello chef Davide Paoletta e della nutrizionista Carmen Lossasso. Quest'oggi presentiamo 4 tagli di carne, 4 tagli, ci sono anche il quinto quarto cosiddetto, ovvero le frattaglie. Quali sono? Allora, il primo taglio che andiamo a vedere è un taglio di girello di spalla, che non è propriamente quinto o quarto, però è un taglio meno pregiato rispetto ai filetti e alla lombata, che si presta molto per i carpacci e quindi proprio volevo valorizzarlo a crudo. Il secondo taglio che andiamo a vedere è proprio la trippa. Sfruttiamo la capacità della trippa di liberare collagene e quindi niente grassi, e faremo un arrosto ripieno d'orzo e verdure. Un altro taglio molto importante che viene poco valorizzato secondo me, che è la guancia. La guancia al termine della cottura risulta essere morbidissima, quindi può essere utilizzata per fare degli spezzatini. Ed infine? La parte alta dell'animale, e che è il bollito, servito panato con un pane alle erbe e cotto in forno. E tutto ciò però ben equilibrato, accompagnato dalle verdure, se non sbaglio, lo dicevamo prima a microfoni spenti. Sì, è importante assumere la carne così come gli altri alimenti nelle giuste proporzioni. Soprattutto è consigliabile assumerle accompagnate da verdure crude, per il fatto che le verdure crude contengono un'elevata quantità di antiossidanti e quindi bilanciano in qualche modo anche quello che è il potere ossidante dei componenti della carne. Io vi ringrazio davvero per questi consigli e per queste testimonianze, grazie davvero allo chef, al nutrizionista. Noi ci fermiamo qui, un altro servizio di cronache trevigiane, e poi con il presidente di questa cooperativa andremo un po' a cercare le motivazioni che ancora oggi spingono la cooperazione a creare questi momenti. A tra poco. Nuove iniziative per gli alluvionati dal mondo dell'agricoltura. Allarme dalla Coldiretti, il maltempo mette a rischio la semina autunnale. Il 10 dicembre sarà il Terra Madre Day. Queste le cronache dal primario di questa settimana.
Nuova iniziativa proveniente dal mondo dell'agricoltura a sostegno delle zone alluvionate del Veneto. A partire dal 22 novembre, acquistando una confezione di latte della latteria di Soligo, verrà donato 1 centesimo di euro agli alluvionati. L'iniziativa di donare 1 centesimo di euro per ogni litro di latte fresco venduto è stata presentata la scorsa settimana in Regione Veneto dalla cooperativa trevigiana. Abbiamo deciso di intervenire secondo la mission aziendale della nostra cooperativa, aiutare nei momenti di difficoltà, spiega Lorenzo Bruniera, presidente della latteria di Soligo. Considerato che mensilmente vendiamo circa 1,5 milioni di litri di latte fresco, contiamo di raccogliere circa 30.000 euro che verseremo direttamente sul conto aperto dalla Regione Veneto per l'emergenza. Per noi e i nostri soci è un segnale concreto di vicinanza. Va ricordato che ogni litro di latte viene pagato al produttore socio conferente 35 centesimi al litro. Niente semine autunnali a causa della continua pioggia che non consente l'accesso ai terreni per le tradizionali operazioni colturali. Questo è l'avviso della Coldiretti in riferimento agli effetti della nuova ondata di maltempo che ha colpito la penisola. Se l'intensificarsi del fenomeno allarma le aree già colpite dalle alluvioni, in campagna, sottolinea la Coldiretti, è forte la preoccupazione perché nei campi bagnati non si riesce a seminare nei tempi utili per le coltivazioni. A rischio c'è soprattutto la semina del grano, ma difficoltà si registrano anche per lo spandimento dei reflui nei terreni delle zone di allevamento. L'autunno 2010, prosegue la Coldiretti, è stato segnato da pioggia continua ed intensa che rischia di modificare gli orientamenti colturali in molte aree del paese, oltre ad avere provocato gravissimi danni alle coltivazioni e agli allevamenti. Il maltempo ha interessato a macchia di leopardo tutto il territorio nazionale, tra le zone più colpite il Veneto, dove si contano perdite all'agricoltura per 25 milioni di euro. Celebrato per la prima volta l'anno scorso in occasione del ventennale della fondazione di Slow Food Internazionale, il Terra Madre Day si ripeterà il 10 dicembre. Si tratta di una giornata di festa per tutti gli aderenti alla rete di Terra Madre e a Slow Food, durante la quale verrà celebrata su scala globale la cultura del cibo buono, pulito e giusto. Quest'anno il Terra Madre Day ha un obiettivo: raccogliere fondi per finanziare la creazione di 1000 orti in Africa, nelle scuole, nei villaggi, nelle periferie delle città. Gli orti di Terra Madre saranno gestiti dalle comunità e coltivati secondo tecniche sostenibili, con varietà locali e secondo i principi della consociazione tra alberi da frutta, verdure ed erbe medicinali. La Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus gestirà i contributi e coordinerà le attività in Africa. Nel 2009 la prima edizione del Terra Madre Day vide svolgersi oltre 1000 eventi in più di 120 paesi. Salute, convivialità, cultura, la carne a tavola, ed eccoci nuovamente in questo salotto della Monteliana, questa cooperativa che assieme alla Castellana, come vi abbiamo raccontato, hanno voluto creare un progetto di valorizzazione della carne, la carne nostrana dei nostri allevamenti, e siamo in compagnia di Giovanni Benetta, il presidente della Monteliana. Presidente, intanto la soddisfazione di presentare il prodotto carne dei vostri soci. Sì, come presidente della cooperativa agricola monteliana sono molto soddisfatto, anche perché questo progetto carne assieme alla Castellana questa sera lo facciamo qua in sede della cooperativa agricola monteliana. Già l'anno scorso abbiamo fatto questo convegno, ha dato dei risultati. Vediamo che sui punti di vendita dove noi come cooperativa monteliana siamo dentro con la carne, vediamo che sta andando bene, c'è aumento di consumo, c'è aumento di partecipazione, vuol dire che questo è il prodotto che dà garanzia, che vuol dire che è buono, che non è le chiacchiere che dice che è buono. Quindi la gente sa riconoscere, sa apprezzare. È il consumatore che dice se è buona o non buona, perché se non fosse buona non verrebbe a fare la spesa. Noi vogliamo però dire anche che il 3 dicembre alla sera un talk show con ospite Moreno Morello e tanti luminari per spiegare il mondo della carne. Sì, infatti questo convegno, questa iniziativa con gli esperti che parleranno della carne, della bontà, che dà anche sulle garanzie. Allora io la ringrazio Presidente, ringrazio la sua cooperativa per l'ospitalità. Il 3 dicembre con Moreno Morello all'Antica Postumia, se non sbaglio, ci saremo anche noi a raccontarvi anche questo appuntamento. Noi ci fermiamo qui e vi ringraziamo di averci seguiti e ci rivediamo la prossima settimana, stesso orario, stessa televisione.